Pista neofascista? Secondo i magistrati non ci sono piste alternative a quella neofascista. Capolavoro di indagine, mentre i giudici di Expo chiedono l'arresto anche per il numero 1 della cooperativa rossa Manutencoop. Si tratta di Claudio Levorato, capo della cooperativa rossa in questione, nel tentativo di orientare in partenza il futuro succulento appalto da 323 milioni di euro a Sesto San Giovanni per la città della salute attraverso corruzione del direttore generale di infrastrutture lombarde Rognoni. L'ex democristiano ed ex PDL Gian Stefano Frigerio e gli altri presunti associati a delinquere, l'imprenditore Maltauro, l'ex PC Primo Greganti, l'ex senatore PDL Luigi Grillo, hanno coinvolto la cooperativa rossa Manutencoop, cooperativa da 1 miliardo di euro di fatturato e 16.000 dipendenti, in ragione dei rapporti politico-affaristici del suo presidente Claudio Levorato, che bilanciavano quelli della Maltauro e garantivano il successo dell'operazione, dicono i magistrati. I rapporti con Frigerio venivano tenuti dal sottoposto di Levorato, Bernardi, attraverso il quale il presidente della cooperativa rossa, Levorato, è stato a conoscenza delle rivelazioni di notizie segrete da parte del direttore generale di infrastrutture lombarde Rognoni. La scelta di imbarcare Manutencoop nella cordata di imprese guidata da Maltauro, dicono ancora i magistrati, è stata motivata dalla capacità del presidente della cooperativa rossa di garantire una migliore copertura politico-affaristica del progetto per la manipolazione della gara. Così ieri il Tribunale del Riesame di Milano ha deciso che anche il numero 1 del colosso cooperativo rosso debba essere arrestato. Levorato e Manutencoop ribadiscono la propria estraneità, ma per ora gli arresti domiciliari per Levorato esistono solo sulla carta del Tribunale. Per legge verranno eseguiti solo nel caso in cui la Cassazione, a cui le difese hanno fatto ricorso, tra alcuni mesi confermerà la decisione di ieri dei giudici. Questi gli argomenti di primo piano del Corriere della Sera, ma in primo piano c'è anche l'intervista al leghista Candiani, il cui emendamento ha mandato sotto ieri il governo, scatenando una bagarre, fischi e urla contro il presidente Grasso. È finita anche in ospedale una senatrice del nuovo centrodestra, Laura Bianconi, rimasta colpita durante il parapiglia in aula. L'emendamento Candiani, approvato, dà alle regioni il potere di intervenire sui temi etici. È giusto così, dice, non si può prendere decisioni a maggioranza su questi temi, ha detto l'ex ministro Vannino Chiti del PD. Intanto Stefano Candiani, classe 71, nato a Busto Arsizio, residente a Tradate dove ha fatto il sindaco della Lega per 10 anni, è l'eroe del giorno. Ma mi sento come un cecchino in guerra, dice Candiani al Corriere della Sera. Se non sei un killer, e io non lo sono, non puoi essere felice. Chi erano i franchi tiratori non lo so. La colpa è del governo, dice Candiani. Vogliono la prova muscolare. Renzi mi sembra come quel quadro di Napoleone che passa il San Bernardo, con scritti i nomi di Annibale e Carlo Magno. Magari Renzi vuol scrivere anche il suo di nome e far vedere che ha portato a casa la riforma. Noi parlavamo alla gente, tutti ci sentivamo chiamati in causa. Renzi invece dice ci penso io. Secondo Candiani una mediazione era possibile. La ministra Boschi si è fidata di Verdini, era in aula, l'hanno visto tutti e ha messo parere contrario del governo. Bastava che si rimettesse al volere dell'aula. Il secondo blitz, l'emendamento sul taglio dei deputati, non è passato. E chissà perché, dice Candiani, forse aveva ragione Andreotti che a pensar male si fa peccato ma si indovina. Lui e i leghisti, dice Candiani, sono diventati difensori della Costituzione e non ho problemi a farlo con SEL e 5 Stelle. Qui sembra che l'ordine di scuderia sia di non disturbare il manovratore, dice Candiani, perché il voto segreto anziché quello palese. Finora, afferma il senatore leghista, se ne è fatto un uso indebito ed è legato alle negazioni di richieste di carcerazione per i parlamentari. Qui invece stavamo riaffermando il principio della segretezza del voto nell'urna, affinché i senatori non potessero essere ricattati o ricattabili. Il prossimo assalto sull'articolo 1 abbiamo finito. Vediamo sul secondo articolo della riforma, dice Candiani. Nel PD torna l'incubo dei 101 che fecero mancare l'elezione a Presidente della Repubblica di Prodi, veleni nell'aula sui franchi tiratori e Renzi a tutto campo. I dissidenti incappucciati e senza coraggio, dice il Premier. La crescita economica sì è bassa, il percorso è meno virtuoso. Il problema non è il canguro, è evitare la lumaca, dice ancora il Presidente del Consiglio, che annuncia qualche correzione sulla legge elettorale.
E ha detto ancora Renzi: il fatto che siamo andati sotto sui temi etici è negativo, ma sono più gli altri che i nostri. Se ci mettiamo a litigare per una poltrona o due, perdiamo un'occasione e una parte di elettorato. Se la crescita ancora non arriva, vuol dire che dobbiamo lavorare di più e meglio. Non male, eh? E le cene di finanziamento dobbiamo farle tutti, ma l'ironia sulla mia panza è da respingere. Intanto a tarda sera, la curiosità raccontata dal Corriere della Sera, debutta l'asse fra Monti e Tremonti. Capita di tutto nelle sedute notturne, anche che mercoledì sera scendano in campo due ex ministri dell'economia per discutere di un emendamento sul nuovo Senato. Prima parla Tremonti, poi l'ex premier Mario Monti. E alla fine i due convincono Antonio Azollini a far riformulare il suo emendamento dai relatori. Che notizia del cavolo! Mentre, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, la mossa di Berlusconi, un nuovo patto del Nazareno per cambiare l'Italicum, la legge elettorale, premio di maggioranza solo per chi arriva sopra il 40%, disponibilità sulle preferenze, pressioni di NCD per correggere il testo. E siamo belli che informati. A pagina 11 del Corriere della Sera, invece, la questione delle poste italiane. Noi mettiamo un altro po' di soldi, il noi siamo proprio noi cittadini. Poste Italiane investirà altri 70 milioni di euro nell'operazione di salvataggio di Alitalia. Quante volte l'avete sentita sta frase, sta locuzione? Salvataggio di Alitalia. Anche stavolta, totale, le poste mettono 145 milioni di euro. Ai 75 milioni di euro versati e ormai bruciati nell'autunno scorso per rilevare il 19,5% di Alitalia, s'aggiungono ora quelli che l'amministratore delegato Francesco Caio intende impiegare in una società cuscinetto, la Midco, cioè la società che sta fra la vecchia Alitalia e quella nuova con gli arabi. Una società cuscinetto tra la vecchia Alitalia, dove restano debiti e contenziosi pregressi, l'opera dei salvatori della patria, i patrioti, i Colaninni e i Benettoni, e la nuova compagnia che avrà Etihad azionista al 49%, perché gli arabi saranno medio orientali, tutto quello che volete, ma cretini non sono. E hanno messo una serie di condizioni per dire: cari italiani, benissimo, noi ci mettiamo 560 milioni di promessa di investimento, però voi ce ne mettete altrettanti perché noi un buco nero non ce lo compriamo. Le Poste Italiane hanno ribadito in una nota che il Consiglio ha deliberato un finanziamento a favore di una società veicolo, la Midco, la società di mezzo fra vecchia e nuova Alitalia, delegando all'amministratore delegato Caio la definizione dei dettagli. Una precisazione per ribadire che i soldi non andranno a garanzia di debiti e oneri pregressi, perché le Poste hanno già bruciato 75 milioni. Un destino diverso dai 225 milioni che Unicredit, Intesa San Paolo, i Colaninni e Atlantia, i Benettoni, dovranno versare per ricapitalizzare la vecchia Alitalia, e ora frena proprio Atlantia. I Benettoni non ci stanno. L'azionariato dell'Alitalia è il seguente più o meno. Adesso le Poste sono il primo azionista di Alitalia con il 19,48%. Poi abbiamo Unicredit 12,99%, poi abbiamo la IMSI di Colaninno padre, il figlio fa il deputato del PD, al 10,19%, l'Atlantia dei Benettoni al 7,44% e a France KLM 7,08%, e poi via via abbiamo gli altri azionisti minori. I numeri di Alitalia: primi 9 mesi del 2013 fatturato 2 miliardi e 7, primi 3 mesi 2014 1 miliardo e 4, passeggeri 24 milioni nel 2013, buco costante come era prima e adesso. Il debito di Alitalia cresce di 1 miliardo all'anno. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, lasciata l'Italia alle tasche nostre, c'è il servizio di Lorenzo Cremonesi sulla Libia, dove nasce un altro bel califfato, l'Emirato Islamico, anzi in questo caso Bengasi come Mosul, scrive Lorenzo Cremonesi. La prospettiva di un califfato o Emirato Islamico di guerriglieri, fanatici e professionisti alle porte dell'Italia. Abbiamo scoperto che la Libia sta alle porte dell'Italia. Un po' di geografia andava studiata prima di far la guerra alla Libia e di buttar giù il mostro Gheddafi, che almeno controllava la situazione, ed era ormai totalmente inoffensivo il mostro Gheddafi, anzi tutt'al più era un po' pittoresco, ma niente di più. Qualche tenda a Roma e ce la cavavamo, ed è una prospettiva che sta ormai chiaramente scolpita, quella del califfato, nel precipitare della Libia nel caos della guerra civile.
udite udite, seguito alla defenestrazione di Gheddafi 3 anni fa. Capito? Mentre a pagina 39 del Corriere della Sera va segnalato l'articolo, ci arriviamo, che poi è seguito da tanti altri articoli su tanti giornali di oggi, sui conti della Rizzoli Corriere della Sera e anche sul dipartita con una buona uscita di 2,5 milioni di euro del direttore De Bortoli. Molto probabilmente arriverà Mario Calabresi dalla Stampa di Torino a dirigere il Corriere della Sera perché è definito più renziano di De Bortoli, che resterà alla guida del Corriere fino ad aprile prossimo. Pieno apprezzamento per il lavoro svolto in 12 anni, bla bla bla. E però le notizie sul Corriere è meglio leggerle sugli altri giornali, per cui il Corriere lo lasciamo da parte con la cronaca milanese che si apre su una questione molto controversa. La parola Leoncavallo non compare, ma la delibera che è passata ieri in giunta Pisapia è una rivoluzione, è la condizione per legalizzare, tra virgolette, il centro sociale Leoncavallo dopo quasi 40 anni di scontri di piazza, polemiche, occupazioni abusive di Pulcinella, per dir la verità. Il Comune ha approvato l'atto di permuta immobiliare con la società del gruppo Cabassi, proprietaria dello stabile che passa nelle mani del Comune di Milano. In cambio al gruppo Cabassi andranno l'ex plesso scolastico di Via Zama e 2 edifici davanti al Pio Albergo Trivulzio in Via Trivulzio. Il centrodestra promette guerra senza quartiere, anche parte del PD parla di errore. Poi c'è la storia della moschea agli ex bagni pubblici di via Esterle, zona Palmanova, Milano. Ci sarebbero anche gli ex bagni pubblici degli anni 20 nel bando del comune che individua le aree per le moschee milanesi. La palazzina costruita nel 28, abbandonata dal 99, sarebbe nell'elenco dei terreni che l'assessorato alle politiche sociali Maiorino PD presenterà alle associazioni iscritte all'albo delle religioni. Ma il regalo a Leoncavallo costa, secondo Libero, ai milanesi 8 milioni di euro dopo 20 anni di occupazione abusiva, venduti 2 palazzi pubblici per legalizzare il centro sociale. Il Leoncavallo ha vinto, scrive Michela Ravalico su Libero, alla faccia di 20 anni di occupazione abusiva in via Vattò e 40 anni di vita in città. Il comune di Pisapia ha comunicato di essere pronto ad acquistare l'area su cui sorge il centro sociale. In cambio cederà ai proprietari attuali, i Cabassi, gruppo Brioschi, lo stesso che era proprietario dei terreni su cui sorgerà Expo, 2 immobili del comune. La regolarizzazione del Leoncavallo era uno dei punti del programma di Pisapia. Ma andiamo alla prima pagina della Stampa. Renzi scarica i tecnici e finisce sotto in Senato. Il Premier se la prende con i franchi tiratori del Partito Democratico, mentre secondo il ministro Poletti la ripresa è lenta, ma gli occupati crescono. È un film che Poletti ha visto in anteprima, in esclusiva e da solo. Nella sala cinematografica c'era solo lui. Il film della crescita degli occupati in Italia, il ministro Poletti l'ha potuto godere in splendida solitudine, gliel'hanno fatto proprio per lui, solo per lui. 100.000 posti in più in 2 mesi, ha detto Poletti. Non esiste un'alternativa alle riforme. La spending review va fatta con cura, dice Poletti, serve una responsabilità condivisa tra governo e Parlamento. E per il resto delle delizie, pagina 5 della Stampa di Torino con l'intervista al ministro Poletti. Il capo delle cooperative rosse al Ministero del Lavoro, un monumento al conflitto di interessi che nessuno commenta, perché l'Italia è un paese libero, soprattutto nelle intelligenze più vivaci. I cinesi invece saranno liberi a loro volta di trasferirsi in città, sarà abolito il permesso di residenza, superata la distinzione maoista tra rurali e urbani. A pagina 16 ne racconta Ilaria Maria Sala da Hong Kong. La Cina archivia Mao, i contadini potranno diventare cittadini. Con la riforma Xi Jinping il presidente spera di far crescere i consumi interni, abolito Lukou, la residenza negata a chi veniva dalla campagna. A pagina 3 della Stampa poi c'è la battuta della Iena, Riccardo Barenghi, intitolata oggi Bit, nel senso B-E-A-T, il bit, l'epoca bit. Renzi rischia di finire come il mondo bit di Celentano, una meteora che fischia e se ne va. C'è qualche segnale di scricchiolio nel supporto a Renzi da parte di chi finora lo ha messo lì, portato lì e fatto muovere. C'è sulla Stampa, a pagina 4, l'intervista al responsabile economico del Partito Democratico Filippo Taddei, che è uno che in televisione rende parecchio dal punto di vista
della animazione grafica, diciamo così, più incisivi sulla spesa, dice Taddei, e così potremmo ridurre le imposte sul lavoro. È bellissima la ricetta, soprattutto è stranuova perché non abbiamo mai sentito nessuno dire riduciamo le spese così possiamo abbassare le tasse. Come? Quando gli dici come, e beh, lì è tutto un altro discorso. L'importante è dire cosa. Il come in Italia è molto secondario. Segue intervista al presidente dei deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, il governo travolto dai numeri, anzi Forse Italia, il governo travolto dai numeri, tra poco servirà una manovra, e questo l'abbiamo capito tutti, dai 20 miliardi in su ci toccherà pagare prima di fine anno, anzi a ottobre, perché entro metà ottobre va fatta la legge di stabilità, come si chiama. Anche le parole cominciano a far venire l'orticaria: stabilità, flessibilità, sono parole che ormai generano reazioni psicoemotive e perfino epitelliali non piacevoli. A pagina 11 della Stampa di stamani si ha la possibilità di leggere invece ciò che scrive l'avvocato Alan Dershowitz, avvocato americano di origini ebraiche, giurista, docente di giurisprudenza a Harvard, commentatore politico. Dershowitz risponde alle parole pronunciate contro Israele dal filosofo del pensiero molto debole Gianni Vattimo nel corso di una trasmissione su Radio 24, riprese dai quotidiani israeliani e in particolare da Haaretz. Le parole di Vattimo hanno provocato la replica appunto del giurista Dershowitz. Caro Vattimo, vai a Gaza o in Iran a sostenere i diritti dei gay? Appoggi quelli di Hamas, ma loro ti impiccherebbero per quel che fai e che dici. Risponde il filosofo del pensiero molto debole: caro Dershowitz, là non c'è una guerra ma una strage. Le bombe non sono ebree, sono di un governo imperialista. E infine, sempre dalla Stampa di Torino, la questione delle scuole paritarie: retromarcia, il Piemonte cambierà legge, ma sul privilegio alle private il PD è spaccato, si partirà l'anno prossimo. Un veto intollerabile, scrive Maurizio Tropeano, e così da settembre il Piemonte di Chiamparino cancellerà quelle norme che consegnano alle scuole paritarie la decisione sull'apertura o no di una scuola materna statale, come sta succedendo a Bibbiana. Il presidente Chiamparino non entra nel merito della discussione, ma segue l'evoluzione di questo tema delicato. Il PD è diviso sulla questione e anche per questo si procederà con cautela. Dalla Stampa passiamo a Repubblica, che in primo piano mette l'intervista al sindaco di Milano Pisapia su Vendola. Basta con l'ostruzionismo, dice Pisapia, che poi però democristianamente aggiunge: anche Renzi però deve piantarla di accusare chi non è d'accordo con lui di tenere solo alle poltrone e non discuta le alleanze. Ma sostiene il ricomparso Pippo Civati che se il PD rompe con Nichi Vendola è difficile restare nel PD. Ora sull'Italicum Matteo vuol fare quello che dicevamo noi e si gufizza, dice Civati, che ormai è un po' rotto anche lui con tutte queste battute, controbattute, bla bla bla. Intanto una cosa curiosa racconta Repubblica: contro la candidatura della ministra Mogherini a ministra degli esteri della commissione Juncker, di Junk the Drunk, ha raccolto le firme anche il plurimiliardario speculatore George Soros. Soros rilancia le firme contro la Mogherini, appello di 42 politici ed economisti sul giornale tedesco Tagesspiegel. Nei giorni scorsi le critiche della FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, alla Mogherini: poca esperienza in politica estera, come accadde per la Ashton, la baronessa inglese laburista che ha lasciato ben poca traccia di sé, a dir la verità, nell'ultima commissione Barroso. È Repubblica, che come gli altri quotidiani però si occupa di Corriere della Sera con Giovanni Pons a pagina 16. De Bortoli se ne va dal Corriere della Sera con l'auto a buona uscita di 2,5 milioni di euro, ma Rizzoli, Corriere della Sera, è in rosso per ben 70 milioni. Il direttore lascerà il suo posto la prossima primavera e, precisa De Bortoli, non mi sono dimesso io. Accordo con l'azienda per 2,5 milioni di buona uscita. Qualcuno dice che si candiderà anche a sindaco di Milano per il PD. La decisione ha colto di sorpresa molti azionisti e anche parte del consiglio di amministrazione, scrive Pons. Il direttore del Corsera, De Bortoli, ha raggiunto un accordo con Rizzoli, Corriere della Sera, per lasciare il giornale a primavera 2015.
con l'approvazione del bilancio 2014 di RCS Media Group e la scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione. La decisione, arrivata dopo molte voci nei mesi scorsi su attriti tra De Bortoli e l'amministratore delegato Pietro Scott Iovane, quello che ha fatto una figura di palta davanti agli intervistatori di Milena Gabanelli di Report. Dunque la decisione è maturata nell'ultima settimana e ha colto di sorpresa diversi azionisti e alcuni componenti del consiglio di amministrazione. Ho sperato ci fosse la possibilità di un nuovo inizio, ha dichiarato De Bortoli, ma ha verificato che non c'erano le condizioni. Ho accettato la proposta di uscita che mi è stata fatta dall'azienda. Lascerò la direzione del Corriere della Sera il 30 aprile 2015. Non ho dato io le dimissioni, dice De Bortoli. Secondo quel che si è ricostruito, la spinta verso l'uscita al direttore è stata impressa da un comitato formato da Luca Garavaglia, consigliere molto vicino a John Elkann, dal presidente Angelo Provasoli e dall'amministratore delegato Scott Iovane. Una cena tra Garavoglia e De Bortoli, organizzata dall'amico comune Roger Abravanel, ex consulente McKinsey e commentatore del Corriere, è stata l'occasione per definire i termini dell'intesa, poi ratificati ieri mattina dai restanti componenti nel consiglio di amministrazione. A parte la Fiat, non sembra che gli altri grandi azionisti fossero informati. Sia Giovanni Bazzoli, sia Diego Dalla Valle, sia Marco Tronchetti Provera che Urbano Cairo pare che abbiano appreso dell'uscita di De Bortoli a cose fatte, perché con la dissoluzione del patto di sindacato di Rizzoli Corriere della Sera, avvenuta lo scorso autunno, non esiste più un organo di consultazione degli azionisti per le materie importanti, nomine e bilancio. La competenza è tutta nel CDA, che ha ritenuto anche di far coincidere il cambio del direttore con la propria scadenza, cosicché la decisione finale sul nuovo direttore verrà presumibilmente presa dal nuovo consiglio di amministrazione. A De Bortoli buona uscita di 2,5 milioni, è entrato nel gruppo Rizzoli a fine 1973, comprensiva la buona uscita di un patto di non concorrenza fino al 2016 e la possibilità di partecipare all'individuazione del nuovo direttore. Non sarà un processo facile, scrive Giovanni Pons su Repubblica, visto che i 9 mesi di Totonomine stanno davanti, ci sono ancora 9 mesi prima che De Bortoli se ne vada, e visti i comprensibili interventi degli azionisti più importanti in reazione al colpo di acceleratore sul cambio di direttore pilotato dalla Fiat, perché il principale socio di Rizzoli Corriere della Sera adesso è la Giovanni Agnelli EC SAPA al 16,73%, secondo socio di RCS Mediobanca con il 9,93%, terzo socio Diego Della Valle con il 7,32%, poi Banca Intesa San Paolo al 4%, Pirelli al 4,43% e via dicendo. Cairo ha il 3,67%. Ma da Repubblica lasciamo il Corriere e andiamo a un'altra vicenda di cronaca. Vi ricordate l'ex compagna amorosa, quel che lei, di Bruno Tabacci, la signora Angela Armellini, erede di un patrimonio immobiliare a Roma valutato 300 milioni di euro, 1243 case? La signora fa la pace con il fisco e annuncia pagherò 50 milioni, accordo record tra la Armellini e l'Agenzia delle Entrate. In 10 anni non aveva dichiarato redditi per 2 miliardi. Anche Angela Armellini sceglie l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, scrive Corrado Zunino, erede di un impero immobiliare costruito dal padre a Roma, passata alla recente storia fiscale come l'evasore più ardito d'Italia, 2 miliardi di euro portati in Lussemburgo, ICI e IMU non pagati per 1243 appartamenti, l'immobiliarista romana con residenza a Roma sta chiudendo una transazione col fisco. Le costerà 37 milioni di euro più 10 milioni al Comune di Roma per tasse locali non pagate. E sempre da Repubblica, una storia che viene invece da Rosarno, ridotta in schiavitù diventa una pentita, 16 arresti di 'ndrangheta grazie alle rivelazioni di una donna. Aveva sposato il figlio di una famiglia malavitosa, poi quando il marito si era suicidato, il clan l'aveva incolpata della sua morte costringendola a vivere da reclusa. È diventata pentita, ne ha fatti arrestare 16. E ancora da Repubblica, andando alla pagina invece sempre di cronaca, chiedo scusa, c'è l'altra vicenda di questi giorni che riguarda la figlia del cantautore milanese
Roberto Vecchioni, Francesca Vecchioni, che ha avuto un figlio in Olanda per poter tirar su il figlio con la compagna. Adesso pare che si siano separate con la compagna per porre il problema che la compagna della signora Francesca, cioè della figlia di Vecchioni che ha avuto il figlio, non ha alcun diritto. Io, mamma gay e separata, chiedo diritti per le nostre figlie, dice la figlia del cantautore. Francesca Vecchioni è stata la prima iscritta nell'elenco delle unioni civili di Milano. Ha avuto 2 bimbe con la fecondazione eterologa. Ora lei e la compagna si sono lasciate con molti problemi perché siamo tutte senza tutele. La legge non c'è. Per lo Stato sono madre single e la mia ex compagna Alessandra non esiste, ma per le gemelline è lei l'altra mamma. Dal mantenimento fino all'eredità le bimbe non hanno difese, protesta la figlia di Vecchioni, e la mia ex non ha garanzie né obblighi. Sul Quotidiano Nazionale risponde più o meno direttamente alla figlia di Vecchioni la deputata del PD Monica Cirinnà, che dice: mettetevi d'accordo tra persone di buon senso, lei e la sua ex, non fatela tanto lunga. In estrema sintesi, l'intervista alla deputata Cirinnà è a pagina 15. Si tratta di una situazione antecedente alla legge a cui stiamo lavorando. L'unica soluzione è un accordo di civiltà fra le 2 persone. I figli di coppie gay separate avranno sempre un solo genitore, dice la relatrice della riforma, perché il vuoto legislativo è incolmabile. Mentre a pagina 26 di Repubblica si può leggere l'articolo di Vittoria Puledda su un'altra azienda, in questo caso farmaceutica, che lascia l'Italia, diventa in questo caso svedese, è la Rotta Pharma. C'è un altro settore oltre alla moda corteggiato all'estero, la farmaceutica. Stavolta a prendere il largo è la Rotta Pharma della famiglia Rovati, la stessa azienda che 3 settimane fa rinunciò alla quotazione in borsa. L'acquirente è la svedese Meda, a sua volta recente protagonista della scena finanziaria per aver rifiutato 2 volte le avance degli americani di Mylan, che, migliorato la loro offerta, lo scorso aprile avevano offerto alla Meda di essere comprata. Ad ogni modo è Rotta Pharma che diventa svedese, i Rovati vendono all'azienda svedese Meda un'operazione da 2 miliardi e 270 milioni. All'estero un altro pezzo del Made in Italy, scrive Repubblica. E infine, sempre da Repubblica, da segnalare anche l'articolo di Omero Ciai sull'Argentina. Vivere in default, primo giorno del nuovo shock del debito a Buenos Aires, crolla la borsa, si svaluta la moneta nazionale, ma tutti credono che non sarà affatto come nel 2001, quando i bilanci delle famiglie si disintegrarono. La presidente Kirchner accusa gli Stati Uniti, colpa vostra. E Federico Rampini scrive su Repubblica a proposito di Paul Singer, il numero 1 di uno dei 3 fondi avvoltoi, e gli avvoltoi che strangolano l'Argentina. Lasciamo però Repubblica e torniamo brevemente al quotidiano nazionale, Il Giorno, a proposito di una delle iniziative governative di fuffa, una delle tante, il decreto Sblocca Italia. Anche questo decreto resta al palo, scrive il quotidiano nazionale. Ciò che arriva di sicuro invece è la stangatina sui tabacchi e poi il solito profluvio di parole, perché il governo ha detto ieri, udite udite, aprite bene i padiglioni auricolari, 52 miliardi in 7 anni per l'agricoltura. Cosa sono? Sono i soliti fondi europei. Come le vacche del Duce, i fondi europei li metti di qua, li sposti di là e sono sempre decine e decine di miliardi, Mentre il decreto legislativo che ci piomba nelle tasche ritocca le accise sui tabacchi che saranno rincarati di 20 centesimi. Dall'autunno saranno più cari anche sigarette elettroniche e, attenzione, pure i fiammiferi. Il Corriere ha sbagliato o sbaglia il quotidiano nazionale? Perché l'altro giorno il Corriere ha detto che l'unica tassa che veniva tolta era quella sui fiammiferi, che rendeva un tubo praticamente. E invece il Giorno ci dice che anche sui fiammiferi, perché anche così si salva l'Italia, no? Oltre che facendo la guardia a un bidone di benzina, l'Italia si salva anche rincarando le accise sui fiammiferi. Tra l'altro, se trovate qualcuno che li usa, presentatemelo perché mi sta simpatico, chi usa i fiammiferi di legno. Gli svedesi si diceva una volta, no? Se non vado errato, nel Novecento. Mentre Libero apre la sua prima pagina con un tentativo di spiegazione da parte del direttore Belpietro sul perché, stiamo andando veloci oggi, c'è poca roba sui giornali di veramente interessante. Comunque Libero apre la sua prima pagina sul perché
Renzi non sta sereno. Si va verso un settembre nero naturalmente per noi, perché che Renzi stia su, che vada a casa, eccetera, quello si può dire piove sul bagnato o cade sul cotone, è la stessa roba, non si fa male il ragazzo, perché chi l'ha messo lì poi lo farà atterrare comodamente da qualche parte. Non abbiate timore, neanche troppa paura per il Presidente del Consiglio. Se davvero hanno deciso di farlo fuori, non andrà a stare male, non avrà sommi problemi. E comunque i problemi ce li avremo sempre noi, ovviamente, e non è pessimismo, è realismo minimo, elementare, perché Renzi non sta sereno, e neanche noi, a dire il vero, aggiungeremo a Libero. Verso un settembre nero, nero vuol dire tanti soldi da versare, nuovo Senato, ok, lo porterà a casa, dice Belpietro, poi cominceranno però i guai, le leggi sugli statali, il lavoro e la competitività, i debiti da saldare alle imprese, la finanziaria, tutte trappole, e la ripresa, la gaminga, non si vede, scrive Belpietro. In Parlamento le sue truppe, quelle di Renzi, cadono in un'imboscata dietro l'altra, ieri l'ultima. Alla fine il capo del governo porterà a casa sta riforma del Senato, ma poi sull'economia saranno guai. Senza nuova legge elettorale il Premier non può minacciare le urne. Dopo il voto dovrebbe accordarsi comunque con l'opposizione, scrive il direttore di Libero. Ci sono 10 scadenze fra agosto e settembre. 23 agosto, decreto competitività da convertire in legge, se no scade. 24 agosto, riforma pubblica amministrazione. Anche lì, decreto deve essere convertito in legge entro il 24 agosto, altrimenti scade. Nomine alla Commissione europea 30 agosto. Riforma giustizia 1 settembre, presentazione testo definitivo. Metà settembre, piano di edilizia scolastica. 15 settembre. E poi al 20 settembre è attesa la nota di aggiornamento al DEF, il documento economia e finanza. Al settimo punto, settimo obbligo tra agosto e settembre, il 21 settembre promessa di Renzi a Bruno Vespa: ho pagato tutti i debiti della pubblica amministrazione, se no tocca pellegrinaggio. All'8º punto abbiamo il Jobs Act, entro settembre riprende la discussione in Parlamento. Poi c'è la riforma del Senato da approvare entro settembre e la riforma della legge elettorale pure. Queste sono le 10 scadenze di agosto e settembre. C'è anche la finanziaria poi, che è la roba più importante, a ottobre. Mentre anche Libero intervista il padano Candiani, che attacca anche il Quirinale, così ho fregato Matteo, la Boschi ministra inadeguata. La stanno facendo grossa, dice Candiani a proposito della riforma. L'uomo del giorno come si sente? Domanda Matteo Pandini per Libero. Malissimo, risponde Candiani. È una situazione negativa perché stanno avvelenando la Costituzione. Piaccia o no, un leghista che difende la Costituzione, dice l'intervistatore, piaccia o no, risponde Candiani, questo sistema ha consentito alle forze politiche di accedere al sistema elettivo. Ora stanno mettendo il potere esecutivo, quello legislativo e perfino quello giudiziario nelle mani di un unico soggetto. E sempre da Libero, a pagina 9, l'articolo di Nino Sunseri sulla questione di Rizzoli, Corriere della Sera, De Bortoli e via dicendo. Renzi e Fiat licenziano De Bortoli dal Corriere. Una buona uscita di 2 milioni e mezzo per 12 anni di direzione, conclusi da una polemica con Palazzo Chigi e scontro fra azionisti in Rizzoli, Corriere della Sera. Diciamo la verità, gli Agnelli non ne potevano più di aver Calabresi a Torino e lo mandano a Milano a dirigere il Corriere della Sera. Ferruccio De Bortoli lascerà il 30 aprile prossimo, scrive Libero. Probabilmente gli ultimi editoriali polemici nei confronti di Renzi non devono essere piaciuti né alla Fiat né a Palazzo Chigi, scrive Sunseri, e che si tratti di licenziamento in piena regola lo precisa il direttore stesso, smentendo il comunicato al miele emesso dalla proprietà. Un paio d'ore prima Rizzoli, Corriere della Sera, infatti parlava di separazione consensuale. Non poteva mancare il ringraziamento per i 12 anni e bla bla bla. Parole di rara ipocrisia, quelle dell'azienda, che hanno spinto De Bortoli a precisare che non se ne va di sua volontà. Oggi pomeriggio si riunisce l'assemblea dei redattori del Corriere della Sera, con tutta probabilità piena solidarietà al direttore. Si allargherà il fosso con la proprietà. Anche stavolta il Corriere misura cambiamenti della politica. I direttori del Corriere sono buoni solo per una stagione, scrive Nino Sunseri.
Lo stesso per la proprietà. In effetti il cambio di direttore era atteso già per l'estate scorsa, quando Torino aveva messo sul tavolo una fiche che valeva il 20% di Rizzoli, Corriere della Sera. Il blitz non era riuscito, bloccato il trasferimento di Mario Calabresi dalla Stampa al Corriere. I rapporti fra De Bortoli e l'amministratore delegato Scott Iovane sempre più tesi. Ma fino a questo punto era una situazione tollerabile. L'equilibrio si è rotto quando De Bortoli ha messo il Corriere in rotta di collisione con Palazzo Chigi. Insopportabile per la Fiat, scrive Libero, colpi contro il primo governo che dopo una decina d'anni mette in pista un incentivo serio per l'automobile, ma soprattutto un sospetto, considerando che nelle stesse ore anche Diego Della Valle usava accenti di durezza inconsueta contro Renzi. Il rigoglio della dietrologia. A muovere le accuse di Della Valle il fatto che Renzi vuol togliere gli incentivi alla bolletta elettrica per i treni, settore nel quale Della Valle è impegnato con Montezemolo e Punzo NTV, che è peraltro in debito. Un colpo mortale per Italo che già va a scartamento ridotto. A indebolire De Bortoli i malanni di Giovanni Bazzoli, principale sponsor di De Bortoli. Il presidente di Intesa San Paolo potrebbe uscire di scena da un momento all'altro. E sempre da Libero il commento di Carlo Pannella su Bengasi, Emirato Islamico. L'Italia adesso deve tremare. A Bengasi, al di là dal Mar di Sicilia, è stato proclamato ieri un Emirato Islamico, scrive Pannella, pagina 13 di Libero. Non è uno scherzo. Gli islamisti di Ansar al-Sharia sono riusciti, dopo cruenta battaglia che ha fatto un centinaio di vittime, a impadronirsi di Bengasi. Le truppe, tra virgolette, laiche del generale Haftar sono state costrette alla ritirata e hanno abbandonato la capitale della Cirenaica. Nulla è definitivo nel caos della Libia, ma è forte la sensazione che questo emirato sia destinato a durare, anche se è certo un tentativo di reazione da parte delle milizie di Haftar. Tutto dipenderà dal presidente egiziano Sisi. Solo se giudicherà intollerabile la minaccia di questo emirato e fornirà al generale Haftar nuovi aiuti militari, sarà possibile la controffensiva vincente, opzione che probabilmente il generale egiziano percorrerà perché con la conquista di Bengasi gli islamisti controllano la frontiera orientale e possono facilitare l'infiltrazione in Egitto dei miliziani jihadisti in lotta contro il governo del Cairo. La caduta di Bengasi nelle mani degli islamisti è notizia terribile per l'Italia, scrive Carlo Pannella, perché mette in crisi il già difficilissimo rifornimento di petrolio che dai terminali della Cirenaica arriva in Italia e perché faciliterà un incremento del traffico dei clandestini dalle spiagge cirenaiche. Notizie pessime vengono anche da Tripoli, dove la battaglia che infuria tra le milizie islamiste di Misurata e quelle di Zintan volge a vantaggio degli islamisti. Gli islamisti controllano l'aeroporto di Tripoli, sicché le autorità egiziane hanno lanciato ieri l'allarme al più alto livello. Il Cairo teme che gli islamisti impieghino aerei di linea in sosta sulla pista di Tripoli per operazioni suicide come quella delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. L'ordine impartito all'aviazione egiziana è di affrontare, dispiegando il massimo della forza, qualsiasi aereo che tenti di violare lo spazio aereo egiziano. Scenario apocalittico che dà il segno definitivo di come la guerra, voluta da Sarkozy, Cameron, Obama, e peraltro preaccettata un po' torto collo anche da Berlusconi, e imposta a un'Italia giustamente recalcitrante, scrive Pannella, quella guerra là è stata avventuristica e infausta. Era evidente che non esisteva un gruppo dirigente libico che sostituisse Gheddafi e che la fine di Gheddafi avrebbe portato il caos. Così è stato. Oggi la Libia è teatro di scontri feroci tra un centinaio di signori della guerra che taglieggiano il paese e si combattono tra loro. È fondamentale poi, aggiunge Carlo Pannella, considerare che i combattimenti a Tripoli e Bengasi sono paradossale conseguenza proprio del tentativo perseguito dall'Italia di incanalare le tensioni attraverso elezioni politiche il 25 giugno. È accaduto che gli islamisti di Misurata, legati ai fratelli musulmani, così come quelli della Cirenaica di Ansar al-Sharia, hanno subito una sconfitta. Da qui la loro decisione di ribaltare il tavolo e sferrare attacchi ovunque. Hanno avuto successo e ora la Libia sta diventando una Somalia
al di là del confine marittimo della Sicilia. Detto per inciso, se il presidente egiziano teme che dalla Libia partano aerei per missioni suicide come l'11 settembre di New York, cosa dobbiamo dire noi? Non è che ci vuol molto ad arrivare dalla Libia all'Italia. Naturalmente la contemporaneità tra l'offensiva militare dei fratelli musulmani di Libia e quelli di Palestina, Hamas, non è casuale, è concordata dalla fratellanza musulmana, anche se questo, stranamente, non viene rilevato, osserva Carlo Panella. Il dramma è che il governo italiano, in primis Renzi, è ben cosciente dell'immenso pericolo che incombe sull'Italia, ma non sa che fare. Difficile un intervento militare in quel caos confuso. Impensabile che la prima riunione del nuovo Parlamento, costretto a riunirsi a Tobruk per l'impraticabilità di Tripoli, porti a una mediazione politica come spera l'Italia. Impensabile che si eviti la guerra civile, come ingenuamente pensa che sia possibile la ministra Mogherini, perché ormai divampa inarrestabile. L'unica certezza, conclude a pagina 13 di Libero Carlo Panella, è che il prezzo della benzina in Italia e in Europa salirà alle stelle. Voltata pagina invece su Libero, l'intervista inizia in prima pagina, Alessandro Dall'Orto parla con l'orco di Rignano Flaminio, io trasformato in pedofilo da un teorema. Si tratta di Gianfranco Scancarello, autore di programmi televisivi, per la RAI anche, ha 63 anni, negli ultimi 8 anni è stato il presunto orco dell'asilo di Rignano Flaminio, accusato con la moglie, insegnante e altri 3 di pedofilia. È stato arrestato il 24 aprile 2007, in carcere 17 giorni. Lo scorso 16 maggio è stato assolto anche in appello perché il fatto non sussiste. Scancarello si racconta oggi al Libero e racconta la sua incredibile vicenda a pochi giorni dall'uscita delle motivazioni della sentenza. Io, trasformato in pedofilo da un'inchiesta sbagliata. Per 8 anni è stato accusato di abusi su minori, ha fatto 17 giorni in galera, dice lui rischiando la vita, contro di lui non c'era mezza prova. Appena arrivato in carcere, il secondino mi ha detto s'accomodi nella suite, gli altri detenuti mi hanno insultato e minacciato, a Scancarè, con la tua testa giocheremo a pallone, te veniamo ad acchiappà. Adesso non sopporto più le voci dei bambini, racconta l'uomo, si è arrivati alle accuse con genitori riuniti che interrogavano i figli, un contagio collettivo. Avevano questo teorema e hanno fatto qualsiasi cosa per provare a dimostrarlo. Sera del 24 aprile 2007, racconta Scancarello a Libero. Cella di isolamento a Rebibbia. Sono appena stato arrestato. Buio, silenzio. Da fuori improvvisamente sento urlare il mio nome da più persone. 1, 2 volte insulti, minacce. A Scancarè, con la tua testa ci giocheremo a palla. Te veniamo ad acchiappà, mostro dei ragazzini. La mattina dopo vengo svegliato da strani rumori, sono i sassi e la terra lanciati dal campo di calcio contro la finestra a piano terra. I miei vicini di isolamento, gente agli infettivi, urlano tra loro. Sai che fine gli faranno fare a questo? Ma non solo. Oltre alla preoccupazione per la mia incolumità, ho avuto paura per i miei figli. Tra il 12 ottobre 2006 e 24 aprile 2007, via Flaminia è stata minacciata tappezzata di minacce, morte ai pedofili. Durante l'arresto mi hanno concesso una telefonata. Ho chiamato Marcello, allora 23enne, e gli ho detto di prendere le sorelle e portarle via di casa. Ci sono 2 paure che non ho ancora superato, anzi, ci sono una cosa che non sopporto, le voci dei bambini. Il giorno della scarcerazione sono andato all'Ikea con la famiglia, sono dovuto scappare. Con i nipoti va meglio, grazie a mia figlia Immacolata. Si è presentata una mattina, ha chiesto a me e a mia moglie di tenere il bimbo per 2 settimane. È stata una buona rieducazione. La seconda paura che ho è che capiti ad altri quanto è successo a me, dice Gianfranco Scancarello. Ti svegli una mattina, dei bambini ti accusano di essere un pedofilo e devi essere tu a dimostrare il contrario. Capisce? È come essere ucciso da un colpo di P38 alla testa. Ci hanno radiografato tutto. Casa, conti in banca, internet, telefoni, hanno trovato nulla. Bastava questo, forse, per immaginare che dei genitori di mezza età non potessero diventare improvvisamente pedofili e metter su una banda criminale con tanto di bidella e cingalese. Servivano 8 anni per capirlo, si domanda Scancarello. Approfondiamo, dice Alessandro Dall'Orto che lo intervista. 3 giorni fa sono stati depositati i motivi della sentenza d'appello che ha confermato le assoluzioni. Si legge:
I minori furono influenzati dai genitori. I genitori intrecciarono le loro esperienze sino a determinare un inestricabile reticolo, scrivono i magistrati, assolvendo. Già, un reticolo, commenta Scancarello. Bastava scorrere le denunce e saltava fuori come si era arrivati alle accuse, con condizionamenti a catena e i genitori riuniti che interrogavano i figli. Un contagio collettivo. E poi recita ancora la sentenza di assoluzione. L'accusa non ha trovato alcuna conferma e pur tuttavia ha proseguito nell'iter giudiziario via via ridimensionandosi nelle imputazioni e negli imputati. Quel tuttavia, dice Scancarello, in questa parola c'è tutto, cioè l'accusa, nonostante non ci fossero prove, continuava ad andare avanti. Dovevano dimostrare a tutti i costi qualcosa, dice Scancarello. Il problema è il metodo. Se ho dei dati, li verifico e formulo un'ipotesi. Nel caso di Rignano, invece, si è partiti da una teoria e si è fatto qualsiasi cosa per cercare di dimostrarla. Dice ancora la sentenza di assoluzione. Le dichiarazioni dei minori spesso sono incompatibili tra loro. Talvolta sono prive di intrinseca credibilità e coerenza, facendo riferimento a fatti inverosimili che suscitano dubbi sulla capacità dei piccoli di discernere tra fantasia e realtà. Così dicono i giudici. In secondo grado, sentenza di assoluzione. Mi chiedo, commenta Scancarello, fino a poco fa l'imputato, se i bimbi fossero stati davvero drogati e seviziati per un anno, come diceva l'accusa, quando ogni giorno alle 16 tornavano a casa, i genitori come facevano a non accorgersene? Le motivazioni della sentenza mi ridanno serenità perché sono una pietra tombale sulla vicenda, ma le stesse cose le avevano già dette il Tribunale del riesame e la Cassazione. Il 18 settembre 2007 la terza sezione penale Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Procura decidendo che gli accusati restino in libertà. Ora è stato aggiunto quel tuttavia. 8 anni da incubo. A livello umano è stato devastante, dice Scancarello. Tutto ciò che avevo costruito in 50 anni di vita, 35 di lavoro, è sfumato nel nulla. Io e mia moglie siamo dovuti ripartire da capo. Però non ci hanno avuto. Non siamo caduti nella passerella dell'infospettacolo. Risposta secca senza pensarci. Crede ancora nella giustizia? Domanda Dell'Orto. Certo, risponde Scancarello, i giudici hanno detto tutti la stessa cosa, che il reato non c'è. Non c'è il fatto. Per tutti però lei è stato il presunto orco. Perché? È il sonno della ragione, risponde Scancarello. La caccia alle streghe, l'accusa di pedofilia va molto di moda in questi anni. Se io, da autore TV, mandassi in onda una castroneria, verrei licenziato. Se lei scrivesse una castroneria, perderebbe il lavoro. Beh, qualcuno si dovrebbe domandare quante castronerie hanno commesso in questa vicenda e poi dovrebbe prendersi le responsabilità. E oggi parleremo di giustizia a partire dalle 10.40 in onda libera con l'avvocato Schembri che difende insieme all'avvocato Luisa Bordon Olindo Romano e Rosa Bazzi in carcere nonostante ciò che abbiamo raccontato in queste tante puntate dedicate alle vicende relative alla strage di Erba e qualsiasi persona dotata di buonsenso e di logica non può che arrivare a quel nonostante. Scancarello parla del tuttavia nella sentenza, che è un tuttavia che dice non c'era nulla, non c'era nessun fatto, tuttavia l'accusa andava avanti. Qui è un nonostante, questi sono in carcere nonostante tutto quello che è stato appurato e che abbiamo imparato dagli atti giudiziari medesimi. È una storia che ha dell'incredibile, quella relativa alla strage di Erba, ma prima o poi ne verremo fuori. E alle 11 sarà con noi anche Vittorio Feltri che parlerà di questo tema e anche di ciò di cui si è occupato più di recente, ovvero il caso Iara Gambirasio Bossetti. Ma lasciamo libero, andiamo in pubblicità e previsioni del tempo e poi ci facciamo un giro sugli altri giornali di oggi. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com.
Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Il territorio, torniamo ad amare il nostro territorio, torniamo a parlare le lingue, i dialetti della nostra terra, torniamo ad acquistare i prodotti della nostra terra, partendo magari da chi si fida di Radio Padania e fa pubblicità sulla nostra emittente, come Ernestino Roveda. Ciao! Ciao Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Vino, quello buono, quello genuino. Quando si parla di Ernestino Roveda si parla del vino dell'Oltrepo Pavese, fatto come una volta con un prezzo incredibilmente basso. Perché non c'è filiera, perché è direttamente Ernestino Roveda con la sua dolce mogliettina che prepara questo prodotto artigianale e ve lo consegna con un camioncino che arriva direttamente sotto casa vostra, è vero? Certamente, lavoriamo a casa mia solo io e mia moglie, e lavorare anche il terreno è duro, perché c'è tanta fatica e tanto lavoro per le viti, perché le viti richiedono molto lavoro manuale. E non parlarmene, poi le viti dell'Ernestino Roveda sono in salita, una fatica a salire, più bello scendere in questo senso. Ernestino, ricordiamo i contatti. Chi non ha ancora provato il tuo vino e vuole provarlo magari per la prima volta, approfitti di un'offerta eccezionale. Parliamo anche di soldi. Quanto costa il tuo vino? Un bel cartone con un mix di quelli fatti bene. Quanto lo fai pagare? Allora, prima di tutto basta telefonare allo 0385 60 127 oppure visitando il mio sito ilvinodirovederernestino.it. A chi acquista un cartone di tutte le mie qualità, minimo 12 bottiglie, 36 euro, 3 euro a bottiglia, e io glielo porto a casa direttamente senza alcun'altra spesa. Dai, approfittatene per quest'estate. 0385 60 127. Ciao Ernestino! Ciao Padania Libera e ciao a tutti.
di Radio Padania Libera. Padania Libera. E passiamo alla prima pagina del Giornale con l'agguato del PD a Renzi, coltellate democratiche, è l'argomento, il titolo d'apertura. Berlusconi vedrà il Premier, ma nessun appoggio esterno. E poi c'è un articolo di Paolo Bracalini anticipato in prima pagina con questo titolo: soldi, tessere, invidie, nella Lega è l'ora dei coltelli Salvini, Tosi, Maroni, che scrive Bracalini. Mentre la Lega in Piemonte porta in procura le firme false che avrebbero fatto vincere col trucco le regionali al renziano Chiamparino, al neo-renziano, perché c'è tutta la sua storia Chiamparino comunque a prescindere, Roberto Maroni si felicita con lo stesso governatore PD appena eletto presidente della conferenza Stato-Regioni e gli augura buon lavoro con queste parole: al suo fianco se saprà difendere specificità delle regioni del nord. Voci opposte dallo stesso partito. Normale? Il carroccio resuscitato da Salvini è di nuovo inquieto, scrive Paolo Bracalini sul Giornale. Non tutto funziona tra Salvini e Maroni, né tra Tosi e Salvini, né tra Salvini e il movimento, quello delle sezioni, il vero motore della Lega. Si rimprovera a Maroni un distacco dal movimento, un suo profilo troppo poco leghista, e tanti si ricordano che Maroni in Consiglio non è iscritto al gruppo Lega Nord ma a quello civico suo. L'essersi circondato da staff e dirigenti regionali esterni alla Lega e molto chiacchierati in Lega, tanto che qualche leghista butta lì: in Lombardia la Lega contava di più con Formigoni. E poi di mettere poco la faccia sulle battaglie che invece impegnano 24 ore su 24 l'instancabile Salvini, che è il volto della Lega in TV. Quando Maroni ha lasciato la segreteria a Salvini, azzarda un dirigente che conosce bene le cose interne, forse si aspettava che sarebbe morta, e invece lui aveva in mente un movimento politico nuovo, slegato dalla Lega, vicino agli imprenditori, al nord produttivo, all'ex ministro Passera, a quegli ambienti lì, dice il dirigente. Invece Salvini, con la bandiera anti-euro e della lotta all'invasione degli immigrati, ha riportato la Lega a un inaspettato 6,2%, un mezzo miracolo, che però nasconde sotto il tappeto un po' di polvere, scrive ancora Paolo Bracalini sul Giornale. Salvini, che in cuor suo aspira a fare il sindaco di Milano, è un fuoriclasse, come Renzi, della comunicazione politica, quella che strappa il voto d'opinione, ma gestire il partito è altra cosa. Qui arrivano i problemi. Negli ultimi tempi, racconta un deputato di lungo corso, c'è stato un crollo del tesseramento, soprattutto quello dei militanti, che sono la spina dorsale della Lega. In certe sezioni i militanti si sono dimezzati. Significa che alla prima botta mediatica il voto d'opinione si sgonfia, e se non c'è più la base dei militanti a tenerti in piedi son dolori. Salvini fatica a guidare il movimento, i suoi fedeli spesso sono inadeguati a gestire sezioni e realtà con più storia di loro. E anche quelli della sua si aspettano che faccia veramente il capo e che si imponga, cosa che spesso non succede. Poi c'è Tosi, fischiato dai Salvini Boys al congresso di Padova, in conflitto con Salvini su più fronti. In primis la battaglia contro l'euro, considerata populista dal sindaco di Verona. Poi la questione della leadership del centrodestra, a cui Tosi lavora da tempo con la sua fondazione Ricostruiamo il Paese, oggetto di critiche dentro la Lega. Fa il segretario della Liga Veneta o quello della sua fondazione? Dalle parti del sindaco di Verona considerano Salvini un gradino di sotto, perché ha sempre fatto solo opposizione. Urlare è facile, Tosi invece governa da 7 anni, è un po' diverso. A tutto si aggiunge la crisi finanziaria della Lega, che cerca un compratore per i 7.000 metri quadri di via Bellerio, mentre Telepadania è in liquidazione e si avvia il licenziamento di 3/4 dei dipendenti, con strascichi inevitabili. Gestire un partito, mestiere complicato, conclude il Giornale. Sempre dal Giornale, sempre in prima pagina, poi c'è l'articolo di Vittorio Feltri: saluti a Torino e ai sindacati, la Fiat se ne va per salvarsi dal sindacato, la miopia della FIOM, la mentalità italiana che odia il capitalismo hanno costretto Marchionne a espatriare. Tanti lo attaccano, ma Roma dovrebbe fare mea culpa. Sede legale in Olanda, sede fiscale a Londra per la Fiat, produzione in gran parte
già spostata negli Stati Uniti e in vari luoghi, dopo la fusione con la Chrysler, da cui il nuovo logo FCA o FCA, Fiat Chrysler Automobiles, che ha consentito alla fabbrica piemontese di salvarsi dalle grinfie di un sindacato orbo ma mordace, scrive Feltri, e di diventare un colosso internazionale. Molti compatrioti hanno arricciato il naso davanti a simili operazioni, altri hanno protestato, altri hanno accusato di ingratitudine la famiglia Agnelli e derivati. Ciascuno dice la sua legittimamente, scrive Feltri, e intanto la Fiat, altrettanto legittimamente, fa i propri interessi. Il regno delle quattro ruote ammaina il tricolore ed espatria, trasformandosi in un impero. Complimenti all'eroe dei due mondi che ha conquistato appunto un paio di continenti, Sergio Marchionne, antipatico, bravo e di successo, un fenomeno col maglione. Quest'uomo è diabolico, scrive Vittorio Feltri. Mentre i suoi colleghi dirigenti industriali sono partiti da una discreta ricchezza e hanno finito per globalizzare la miseria, lui è l'unico italiano che, pur guidando un'azienda ridotta a rottame dai predecessori, è riuscito a globalizzare l'opulenza. Nonostante ciò c'è ancora qualcuno che lo considera un pesce cane, una stupidaggine. Marchionne è stato il primo ad aver capito che in Italia il capitalismo è giudicato male, una derivazione dello sterco del diavolo. I tribuni della plebe da mezzo secolo lanciano anatemi contro chi intraprende, pensano ancora che ogni patrimonio e ogni ditta discendano dal furto impunito e si impegnano per distruggerlo e far sommaria giustizia. Ignorano o fingono di ignorare che uccidere le imprese significa uccidere i posti di lavoro. La stupidità, commenta Feltri, ha ingigantito un sistema che non solo impedisce la crescita, ma rade al suolo quel poco rimasto in piedi nella nostra sinistrata economia. Marchionne, 10 minuti dopo essere stato issato al vertice della Fiat, si è reso conto che cambiare la mentalità italiota, un misto di comunismo residuale e di pauperismo dossettiano, era impossibile e ha rinunciato alla rieducazione degli assenteisti cronici negli stabilimenti del Mezzogiorno, con l'aiuto di uno Stato illuso di essere in grado di esportare l'industria nelle zone depresse. L'amministratore delegato, consapevole che in un duello con gli indolenti sindacalizzati sarebbe uscito sconfitto, ha preferito andarsene in America con la fabbrica sulle spalle. Così Vittorio Feltri sulla Fiat, mentre sempre dal giornale, a pagina 13, va segnalato l'articolo di Rodolfo Parietti sull'Argentina, nuovo crack, ma che vergogna il default a tavolino tra menzogne e avidità. L'accordo mancato con i rappresentanti degli hedge fund, i fondi avvoltoio speculativi, ha il retrogusto amaro di una partita truccata che potrebbe aprire in futuro a nuove speculazioni. Colpe della Kirchner non hanno più retto le bugie sul costo della vita e l'economia. A pagina 14 poi del giornale, altra segnalazione, l'articolo di Gian Michalessin sul virus Ebola che diventa emergenza ma per i buonisti è fantasia. Pur di difendere gli sbarchi sulle nostre coste, minimizzano i rischi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha definito fuori controllo, mai così aggressivo da 30 anni. La peste moderna. Contro il virus, un piano da $100 milioni. In meno di 6 mesi l'epidemia è dilagata e urgono medici sul posto. La Gran Bretagna ha chiesto un piano per scongiurare il contagio. La Gran Bretagna non si fida. E poi torniamo alle storie italiane con ciò che ci racconta Giampaolo Iacobini, sempre su Il Giornale, da Parma. Lei è morta, via la pensione, viene comunicato a una signora, ma la signora è viva e poi le chiedono le tasse. Per 4 mesi l'INPS non le paga la pensione, considerandola defunta. Risolto il disguido, l'Agenzia delle Entrate la perseguita pretendendo le imposte sui soldi mai ricevuti. È l'odissea di una anziana signora di Parma. Oltre al danno la beffa, donna sanzionata come evasore fiscale. L'INPS l'ha considerata morta, poi all'improvviso l'ha resuscitata, ma è un miracolo al contrario. Adesso per l'Agenzia delle Entrate la rediviva risulta evasore fiscale. Viva e da spolpare. Hanno fatto tutto loro, con carte e scartoffie, e per fortuna solo con quelle l'hanno spedita al creatore d'ufficio e un bel dì l'hanno richiamata in vita per gettarla nell'inferno della burocrazia e tartassarla. Silvana Rivara è la protagonista di questa storia raccontata dal giornale. Dalla sua casa di Sorbolo, alle porte di Parma, sorride a chi l'ha trasformata in salma e poi in nemico pubblico.
Per la pensionata la tranquillità era svanita nel 2009, quando l'INPS le aveva sospeso la pensione per 4 mesi. Per i terminali dell'INPS era defunta. Un errore, costato però settimane di andirivieni da uno sportello all'altro, perché a dimostrare la sua vitalità non bastava lei in carne ed ossa, servivano i documenti. Una volta ricevuti gli arretrati, poi, l'arzilla signora si è vista notificare dall'Agenzia delle Entrate una multa. Quale colpa? Non aver dato conto delle rate della pensione percepite nel periodo vissuto, secondo i burocrati, nell'aldilà. Tutta colpa dell'INPS che non li aveva correttamente contabilizzati. Lasciamo con ciò il giornale e andiamo al Fatto Quotidiano. Qui c'è da segnalare sul primo piano un lungo articolo di Luca Iosi, che a suo tempo fu anche il capo dei giovani socialisti, su Bettino Renzi e Mattino Cranzi, cioè sulle analogie fra Renzi e Craxi, le vite parallele di due uomini soli al comando. Dalla velocità con cui hanno scalato i loro partiti, agli alloggi offerti in omaggio dagli amici, dalla truppa di collaboratori voraci a quella delle fedeli signore da lanciare nel firmamento della politica. Il socialista vestiva Armani Trussardi Crizia, il democratico preferisce lo stilista Scervino. Chi l'è? Il primo aveva il figlio Bobo e il cognato Pillitteri, il fiorentino conta il padre Tiziano e la sorella Benedetta. Mentre più interessante è l'articolo di Davide Vecchi a pagina 7 sul cerchio magico che finanzia Renzi e in cambio riceve poltrone e prebende. I soldi della fondazione del Premier arrivano da parlamentari e ministri del PD. Il 30 giugno scorso, mentre il paese era già dove è ora, in attesa che gli annunci del governo diventassero realtà, il ministro per le riforme Boschi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Lotti si trovavano a Firenze insieme a Marco Carrai e all'avvocato Alberto Bianchi per approvare il bilancio della fondazione Open, che è l'evoluzione della fondazione Big Bang di Renzi, creata per raccogliere fondi per il finanziamento delle attività politiche di Renzi. Boschi, Lotti, Carrai, Bianchi sono i membri del CDA della fondazione. Escluso Carrai, ne sono anche finanziatori, insieme ad altri imprenditori, professionisti e parlamentari. 28 deputati e 8 senatori, tutti del PD, tutti ovviamente renziani. Nell'elenco c'è il tesoriere del partito Bonifazi, l'europarlamentare Bonafè, il deputato e poi erede del Ducato di Firenze Dario Nardella, il suo collega a Montecitorio e poi sindaco di Prato Biffoni, oltre a mezza segreteria democratica. Da gennaio 2013 al 30 giugno 2014 tutti hanno elargito denaro alla fondazione di Renzi. In base ai dati, l'attività di fundraising ha raccolto nel 2013 886.000 euro, mentre nel periodo tra 1 gennaio 2014 e 30 giugno sono arrivati 347.000 euro. Da quando Renzi ha vinto le primarie, dicembre 2013, ed è poi diventato Presidente del Consiglio, ha nominato ministri, sottosegretari, scelto candidati per le europee e assegnato poltrone nelle controllate a chi lo finanzia. Ernesto Carbone, deputato, che a Roma guida una Smart del 2001 pagata simbolicamente €1, ha versato alla fondazione renziana 12.000 euro, stessa cifra elargita da Bonifazi e dal senatore Marcucci, che ha dichiarato reddito di 400.000 euro, mentre Bonifazi ha depositato alla Camera un 730 da 67.000 euro. Davide Ermini e Michele Anzaldi hanno destinato alla fondazione renziana 10.400 euro ciascuno. Luca Lotti e Dario Parrini, segretario PD della Toscana, hanno contribuito con 9.600. Maria Elena Boschi, ministro e segretario generale della fondazione Open, ha versato 8.800 euro per Renzi. Con un assegno da 8.000 euro in mano si sono presentati il sindaco di Prato Biffoni, il deputato Donati, il senatore Del Barba. A seguire Ernesto Magorno, deputato e sindaco di un paesetto di Cosenza, segretario regionale PD in Calabria, 7.200 euro allo Scout di Rignano. Stessa cifra versata da Luigi Dallai e 2 senatori, Stefano Lepri e Mario Morgoni. Il deputato Fanucci dà 6.800 euro, non più al partito, direttamente alla fondazione renziana, sia ben chiaro per tutti costoro. Dario Nardella si è fermato a 6.600, seguito da Erasmo D'Angelis, che ha versato 6.400. L'elenco dei parlamentari è lungo, le cifre non sono enormi, ma è curioso, scrive Vecchi, che versino soldi alla fondazione del Premier e appunto, come dicevamo, non al Partito Democratico.
Anche Enrico Letta e molti altri hanno guidato una fondazione, ma nessuno prima d'ora aveva ricevuto in maniera così massiccia elargizioni da politici amici che poi sono diventati deputati e poi nominati ministri, sottosegretari e ai vertici di partito. Dal Senato versano soldi alla Open svariati altri senatori che vengono elencati uno per uno. Rimanendo nell'ambito del renzismo, escludendo imprenditori e liberi professionisti che hanno elargito alla Fondazione Renziana, va registrato il contributo dell'avvocato Alberto Bianchi, presidente prima della Fondazione Big Bang, ora della Open, avvocato personale di Renzi, amico dello stretto collaboratore di Renzi Carrai, quello che gli pagava l'affitto a Renzi come sindaco. Bianchi ha versato 29.400 euro. Lo scorso aprile è stato nominato dal governo nel consiglio di amministrazione dell'Enel. Altra vicenda raccontata dal Fatto Quotidiano di oggi a pagina 9. I Bin Laden di Marmo fanno shopping a Carrara. La società, controllata dai parenti del terrorista Osama Bin Laden, per 45 milioni di euro si prende il 50% di una delle aziende che gestisce le cave di marmo sulle Alpi Apuane. Investimenti per ville, alberghi e moschee, è il terzo gruppo al mondo nel settore edile, quello della famiglia Bin Laden, e fattura 38 miliardi di dollari all'anno, anzi di euro all'anno. La notizia sui Bin Laden a Carrara era già nota, adesso è ufficiale, mentre sempre dal quotidiano diretto da Antonio Padellaro è Stefano Feltri che si occupa di Corriere della Sera, ma anche del Giornale a quanto pare. Dunque, al Corriere l'addio di De Bortoli, con buona uscita da 2 milioni e mezzo, ma non c'è il nome del successore. Trattasi probabilmente di Mario Calabresi, però anche per Sallusti è in vista l'ultima cena da Berlusconi, cambio anche a Il Giornale, incontro ad Arcore per il direttore e poi l'addio. De Bortoli sarebbe troppo poco renziano e il PD milanese comunque vorrebbe candidarlo sindaco, ma cambia anche la direzione del Giornale, racconta il Fatto Quotidiano. Il contratto da direttore di Alessandro Sallusti è in scadenza, per lui è previsto il congedo, sia per le posizioni del giornale sia per il legame con Daniela Santanchè, che non è gradito alla fidanzata di Berlusconi. Al suo posto dovrebbe arrivare da Panorama Giorgio Mulet. Sempre poi dal Fatto Quotidiano citiamo anche l'articolo di Carlo Di Foggia di tutt'altro argomento. L'argomento è le tasse, sì del governo al regalo ai big del tabacco, il decreto che alza le accise sulle sigarette più economiche favorisce Philip Morris che aprirà un grosso impianto, racconta Carlo Di Foggia. E lasciamo il Fatto Quotidiano per andare alla prima pagina del Secolo XIX di Genova. Si è finalmente scoperto, lo si cercava dalla fine del gennaio scorso, chi è il massacratore dei barboni, dei clochard, dei senza tetto. È un altro clochard. Quell'uomo, con una spranga, mostrato ossessivamente al ralenti nei telegiornali, non era un estremista, un ultra o qualcosa di comodamente simile, scrive Matteo Indice in prima pagina sul quotidiano genovese. L'animale che con un tubo innocenti massacra con 3 compari un gruppo di clochard in piazza Piccapietra a Genova 25 gennaio scorso si chiama Michal Kraulec, è nato in Slovacchia 23 anni fa e aveva deciso di vivere in Italia da senza tetto, sebbene al suo paese fosse campione di arti marziali e avesse una famiglia abbastanza benestante. Dunque non è stato un raid xenofobo quello che ridusse in fin di vita i suoi connazionali Jan Bobak, Alice Volokova e Jonas Koloman, oltre a Susanna Jonasova. 4 persone massacrate. Era la vendetta di un violento connazionale dei massacrati, ripudiato e invidioso, perché i compagni di strada guadagnavano di più. Genova, dice il questore Vincenzo Montemagno, non è una città razzista. E anche in questo caso se l'era vista brutta un innocente, un cameriere che all'inizio era stato ingiustamente sospettato del massacro. 6 mesi di inferno, sospettato di essere l'autore del raid di piazza Piccapietra, trattenuto in questura per un giorno intero, le case dei genitori e dell'ex fidanzata perquisite, un vero incubo dal quale Matteo Fisichella, 30 anni, cameriere del ristorante Europa in Galleria Mazzini, è uscito definitivamente soltanto ieri con l'arresto dello slovacco 23enne di cui si è detto. Mani in tasca seduto al bar,
Fisichella racconta la sua storia. In 6 mesi è successo di tutto, dice. A mia madre, quando parliamo della vicenda, vengono ancora gli occhi lucidi, ma io ero sicuro che alla fine sarebbe venuto fuori che non c'entravo niente. Eppure, convinto di venirne fuori o no, non deve essere stato facile trovarsi al centro dei sospetti. Sono stato male, sì, ammette Matteo Fisichella. Non uscivo più di casa. Dopo il giorno passato in questura, per una settimana non sono andato al lavoro. Non mi era mai capitato di trovarmi in una situazione del genere, e dire che tutto è iniziato da una frase detta senza pensare. È successo qualche tempo dopo il raid di Picapietra. La polizia mi ha fermato a Molassana, dove vivevo con la mia ex compagna. Mi hanno chiesto se lavoravo in centro, se sapevo che erano stati picchiati dei clochard in Picapietra, e io senza pensarci ho detto che avevano fatto bene a picchiarli perché a volte sono fastidiosi. A inguaiarlo è stata anche una serie di coincidenze. Il fatto che la sera dell'aggressione si trovasse nei paraggi, avevo finito, dice di Fisichella, di lavorare e avevo parcheggiato la macchina sopra via 20, per quello sono passato da Picapietra. Una certa somiglianza con le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Mi ha salvato dalle accuse lo scontrino del parrucchiere. Il giorno prima avevo tagliato i capelli. Avevo la cresta, mentre l'uomo ripreso dalle telecamere vicino alla Coop ha i riccioli, e poi l'aggressore era più grosso di corporatura e l'ho fatto notare ai poliziotti. Ciò nonostante, la stretta delle indagini non si è allentata e la vita del giovane cameriere ne è stata travolta. Mi sono lasciato con la mia compagna, racconta Matteo Fisichella. Il giorno in cui sono tornato a vivere dai miei a San Pier d'Arena, il 21 febbraio alle 7 del mattino mi portano in questura alla omicidi. Poi hanno perquisito casa mia, casa di mio padre e della mia ex, e come se non bastasse hanno tirato dentro a questa storia assurda anche alcuni miei amici ai quali avevo telefonato o mandato messaggi. Uno di loro, per di più, aveva una punto bianca come quella segnalata. Insomma, una serie di coincidenze assurda. E oggi che tutto è finalmente chiarito, per fortuna si è chiarito, ma soltanto ieri, racconta Fisichella, la cosa che più mi pesa è che proprio siano stati coinvolti anche loro. Il resto, prima o poi, passerà. Facciamo giusto in tempo, prima della pubblicità, a segnalare anche un'altra questione dal secolo XIX di Genova, ovvero la Regione Liguria che vara un rendiconto di bilancio che si è ritrovato un passivo di 194 milioni. Hai voglia tu, Burlando, a telefonare al Presidente della Corte dei Conti? Il passivo c'è. Allora, come si fa a varare il rendiconto con un buco di bilancio imprevisto di 194 milioni? La Regione Liguria ha trovato la soluzione. Non lo variamo, ci vediamo a settembre e andiamo in vacanza, nella speranza che il ricorso contro le prescrizioni imposte dalla Corte dei Conti della Liguria abbia successo. Quindi la prossima settimana in Consiglio regionale ligure non verranno esaminati rendiconto e assestamento. Per Edoardo Rixi, Lega Nord, è un trucco illegittimo. La Lega lancia la sfiducia a Burlando. Non possono prendere impegni di spesa senza sapere se c'è la copertura, dice Edoardo Rixi a proposito dello stop al bilancio. È un trucco, dice la Lega. Dopo la pubblicità invece andiamo a Italia Oggi. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E passiamo a Italia Oggi con il caso Cottarelli commentato nella rubrica Il cameo di Riccardo Ruggeri. Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera
Si è posto la domanda: dove sarà finito Carlo Cottarelli, facendola precedere da un lungo panegirico del magistrato Raffaele Cantone, che ha commissariato la balena già spiaggiata Maltauro. Mi sfugge il parallelo che fa Giavazzi con Cottarelli, fra Cottarelli e Cantone. Fui forse il primo, ricorda Ruggeri, a intervistare Cottarelli per Italia Oggi al suo rientro in Italia dal Fondo Monetario Internazionale. Ne trassi un'eccellente impressione umana e professionale, essendo il suo un ruolo tipicamente manageriale. Il suo compito era chiarissimo: fare proposte da sottoporre poi al potere politico, a cui spettava di eseguirle. Ricordo bene quando presentò le sue proposte in Parlamento, dettagliate, tempificate e divise in 6 aree di intervento: gli acquisti di beni e servizi, i costi della politica, trasferimenti alle imprese, capitolo sanità, pensioni, organizzazione dello Stato. Mancava l'esecuzione, che però spettava al Presidente del Consiglio, e qui sarebbe caduto l'asino, scrive Ruggeri. Si sparse la voce che l'esubero di personale delle aree trattate era di 85.000 unità. Renzi s'affrettò a dichiarare che quelle di Cottarelli erano solo proposte e rivendicò per sé la fase di esecuzione. Da allora si seppe nulla. Una presa di distanza da Cottarelli, quella di Renzi, un prelicenziamento. Al termine dell'intervista mi permisi una battuta. Caro Cottarelli, gli dissi, malgrado i suoi 3 anni di contratto, lei mangerà la colomba, ma non il panettone. L'Italia è diventata un paese di inetti, di tromboni. Uno come lei non se lo merita. Carlo Cottarelli mi guardò stupito come fossi un marziano. 2 cose non poteva capire. Primo, i suoi tagli, essendo rivolti al pubblico impiego, cioè agli elettori del PD, erano politicamente infattibili. Lo dimostra il caso del Senato, dove ci sono 315 senatori eletti e 819 senatori a vita, i funzionari, e si vendono, si dismettono, si tagliano i senatori eletti, non i senatori a vita, i funzionari. Secondo, la sua idea che i tagli servissero per ridurre le tasse, non certo per autorizzare altre spese, non è nel DNA di costoro, per cui mai sarebbe passata. Quando nella stagione autunno-inverno i nodi verranno al pettine, il prossimo sarà Padoan. Carlo Cottarelli, conclude Riccardo Ruggeri, è persona troppo seria, troppo per bene per sopravvivere in questo mondo di venditori di fumo. Il giorno in cui, eliminato Cottarelli, procederanno alla fusione dei 2 uffici Cantone-Cottarelli, un altro tassello al declino del paese sarà posto. Grazie, dottor Cottarelli, si consideri fortunato se non mangerà, come penso, il panettone. Sempre poi da Italia Oggi, a pagina 12, c'è l'articolo di Tino Oldani, la sua torre di controllo, dedicato stavolta al tema della politica industriale latitante. L'Italia non ne ha una da 30 anni, è il solo paese nel G7. Sulla scorta di un libro, La riscossa, di Filippo Astone, edito da Magenes. Come documenta questo bel libro, scrive Oldani, in Italia non esiste politica industriale degna di questo nome da 30 anni. La lacuna non è da poco, visto che in Europa siamo la seconda manifattura dopo la Germania, il che pone però una domanda: su chi ne abbia il merito? Che siamo la seconda manifattura è merito dei governi o dei piccoli e medi imprenditori italiani? Il libro di Astone spazza ogni dubbio. Negli ultimi decenni tutti i grandi paesi si sono dati una politica industriale tranne l'Italia. Una politica industriale comporta il coraggio di decidere se e come favorire certi settori, automobile, aerospazio, informatica, chimica, o tipologie di attività, agricoltura, meccanica, servizi, turismo, ricerca, eventualmente a scapito di altre. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, degli impegni assunti e dei trattati internazionali. Ma questo è esattamente ciò che i governi italiani non hanno fatto, o meglio, l'hanno fatto nel primo dopoguerra, quando i governi democristiani fecero decollare le partecipazioni statali, di cui l'ENI rappresenta tuttora un esempio positivo. Poi, però, a seguito delle nuove dottrine economiche, secondo le quali solo il libero mercato sarebbe stato capace di far crescere l'economia, in Europa cambiò la musica, basta con le industrie di Stato e soprattutto basta con gli aiuti pubblici alle imprese. Risultato, in Italia l'industria pubblica è quasi scomparsa tranne l'ENI e soltanto grazie all'inventiva di piccoli e medi imprenditori del Made in Italy ci siamo ritagliati un posto nell'industria mondiale. La crisi del 2008 ha però colpito duramente la nostra manifattura, che non aveva alle spalle 2 requisiti base: non aveva i capitali e, dovendo fare continuo ricorso al credito bancario, si è trovata senza ossigeno. Ma, ciò che è peggio, non aveva dietro di sé una strategia industriale del governo
E non è un caso se ora ci sono in Italia ben 150 punti industriali in crisi. Negli altri paesi G7, scrive Oldani, non è così. Astone nel suo libro spiega che la Francia non ha mai smesso di fare politica industriale, neanche negli anni in cui il liberismo sembrava avesse conquistato la sinistra francese. Perni di questa politica sono stati la Conférence Nationale de l'Industrie, governo, sindacati e imprese, che ha sostenuto in modo sistematico il manifatturiero nei settori considerati strategici. Dal 2012 alla conferenza si è affiancata la Banque Publique d'Investissement per il supporto finanziario delle piccole e medie imprese. Il più convinto assertore di questa politica, Arnaud Montebourg, ministro dello sviluppo nell'ex governo Ayrault, che della difesa delle imprese francesi dalle multinazionali predatrici ha fatto una bandiera. Si è così guadagnato una tale notorietà che il nuovo premier, Manuel Valls, lo ha voluto accanto a sé al Ministero dell'Economia. Zitta zitta, anche la Germania di Angela Merkel ha impegnato fondi dello Stato per aiutare la sua manifattura. Nel 2007 ha creato la High Tech Strategy for Germany, che ogni anno finanzia progetti innovativi, intorno ai quali vengono creati distretti tecnologici, un'iniezione di almeno 2 miliardi di euro all'anno che hanno consentito all'industria tedesca di restare all'avanguardia tecnologica mondiale. Anche l'Inghilterra, a dispetto della tradizione liberista, ha scelto l'intervento pubblico nella politica industriale per rilanciare proprio il settore manifatturiero, creando nuovi centri di ricerca tecnologica con più finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Ma il caso più sorprendente, scrive Tino Oldani, è quello degli Stati Uniti, dove Barack Obama non ne ha azzeccata una in politica estera, ma ha centrato l'obiettivo della reindustrializzazione. Sconfessando le teorie di libero mercato, Obama ha messo in pratica una politica fortemente keynesiana, con l'obiettivo dichiarato di sviluppare la manifattura di avanguardia. L'industria dell'auto, negli Stati Uniti moribonda, è stata il primo capitolo di questa politica, che ha raccolto più successi. La Fiat Chrysler è uno di questi. Una nuova istituzione, il National Network for Manufacturing Innovation, ha l'obiettivo di creare nei prossimi 10 anni 45 manufacturing hubs, per lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti manifatturieri americani ad alta intensità tecnologica, per non lasciare il primato in questo settore a Germania, Cina e India concorrenti. Risultato, conclude Oldani, finora il manifatturiero americano ha creato 620.000 nuovi posti di lavoro e l'intera economia è in ripresa. È la conferma più eloquente che fare un piano industriale significa avere il coraggio di scegliere il futuro del proprio paese. Se Renzi ha questo coraggio, è ora che lo dimostri. Hai voglia, meglio twitter cazzate, tanto poi lo sai che ti ha messo lì, come ti ha messo ti riportano là, quindi il burattino dura finché i burattinai lo fanno correre, dopodiché negli altri paesi si governa invece un po' diverso. Andiamo alla sezione invece norme e tributi del Sole 24 Ore, giusto per scoprire che di IMU Tasi, che non è finita per niente di pagare perché il bello arriva dopo l'estate, si è già incassato più di quel che si era incassato nella prima tranche dell'anno scorso. IMU Tasi incassati già 10,2 miliardi, superati i 9,9 miliardi dell'anno scorso. Mancano ancora le decisioni sul tributo sui servizi in 6.000 comuni. Hai voglia che bella legnata che ti arriva a settembre-ottobre. Caro amico e cara amica, concittadina, concittadino, contribuente. Andiamo al manifesto, in primo piano sul manifesto, anzi in ultimo piano, è l'ultima pagina, ma come i giornali della Cina si leggono dalle ultime pagine. Così il manifesto, la Cina è vicina. Ha vinto l'avvoltoio, è il titolo dell'articolo di Geraldina Colotti sull'Argentina. Il governo argentino nega il default tecnico dichiarato dal mediatore Daniel Pollack dopo il fallimento dei negoziati con la piccola poderosa minoranza di fondi speculativi che non ha voluto ricontrattare il debito per il crack 2001 e pretende l'intera somma più interessi. Oggi nuova udienza con il giudice Thomas Grisa. Mentre a proposito di speculatori, banche, massoni, confratelli, ladri, c'è su Milano Finanza un articolo dedicato all'Espirito Santo, la banca portoghese su cui si stanno scatenando gli avvoltoi. Le borse tremano, titola Milano Finanza, le cure della Troica non sono servite a evitare la mala gestione della banca portoghese Espirito Santo.
In Eurolandia l'inflazione scende ancora, in Italia addirittura 0,1, perdita record quasi 3 miliardi e mezzo per la seconda banca portoghese che cede il 42%, e la foto è quella terribile di Mario Draghi, mentre il Foglio si occupa in prima pagina di quanto è illiberale la democrazia che pedala. L'articolo è di Giuliano Ferrara sulla teoria scandalosa del premier ungherese Orbán sulle nazioni con valori e posti di comando in ordine. In un certo senso è pazzesco, scrive Giuliano Ferrara, bisognerebbe chiuderla lì con una proclamazione di fede politicamente corretta e stop. Viktor Orbán ha detto, parlando in un luogo romeno abitato da ungheresi, un segnale, che la crisi economica e la globalizzazione dimostrano come sia possibile e auspicabile costruire sistemi politici e istituzionali che non sono più liberali in senso classico e forse in ogni senso, e magari anche non più democratici. Magari il modello è la Russia, la Cina, la Turchia, paesi che secondo Orbán hanno tanti difetti, ma nella loro configurazione politica di nazioni pre- o post-liberali e pre- o post-democratiche funzionano meglio di altri che hanno tutti i principi negoziabili a posto. Orbán non è un passante, scrive Giuliano Ferrara, ma il capo del governo ungherese, membro dell'Unione Europea, e ha 2/3 di maggioranza in Parlamento. Si è già impegnato in riforme alquanto controverse del profilo democratico del suo paese, la banca centrale, le leggi sulla stampa, il codice penale. Contro l'Ungheria conservatrice è stata orchestrata anche tanta fuffa correttista, prendendo a pretesto rigurgiti di destra fanatica a sfondo anche antisemita. E qui abbiamo cercato di distinguere, discernere e capire. Ma questa è grossa, scrive Ferrara. Il silenzio dell'Unione Europea e del Partito Popolare rende la questione anche grottesca. Mentre sempre dal primo piano del Foglio c'è un articolo sull'esodo degli ebrei in fuga dall'Europa, e anche la copertina di Newsweek che si intitola Exodus, serie di attentati in Germania, 6.000 partenze di ebrei da Parigi. Newsweek scrive appunto come nei pogrom della Russia zarista. In Olanda un'altra manifestazione dello Stato islamico. In Olanda 2 manifestazioni in un mese sono state organizzate da sostenitori dello Stato islamico del califfato dell'Iraq. Sventolavano in Olanda bandiere nere oggi issate in 1/3 del territorio iracheno e si gridava morte agli ebrei. Il centro Simon Wiesenthal aveva chiesto al sindaco dell'Aia di vietare questo tipo di eventi in una città simbolo della pace e della giustizia, sede della Corte Penale Internazionale, ma il sindaco le ha garantite in nome della libertà di espressione. Sempre poi dalla prima pagina del Foglio un articolo sulla Alitalia, cara Etihad, ma quanto ci costi? I soci sotto stress per i diktat arabi, che mica sono fessi gli arabi, come direbbe Totò. Le richieste e le email del Chief Executive Officer di Etihad, Hogan, peraltro inglesissimo, fanno mugugnare i capitani timorosi. E lui li bastona col sorriso, l'amministratore di Etihad. A ogni email inviata da Etihad, qualcuno ha un mancamento a Fiumicino, dove ha sede l'Alitalia, e non solo lì. Con l'ultima mail, inviata martedì al management, James Hogan, l'amministratore di Etihad, ha detto a tutti i soci della compagnia italiana di mettere più soldi per garantire la sopravvivenza del vettore e sanare pendenze pregresse. Come dice quel noto proverbio inglese, mettere moneta, vedere cammello, adattato agli Emirati Arabi dal Chief Executive Officer. Dopo un vertice emergenziale col governo, gli azionisti di Alitalia hanno obbedito e oggi il Consiglio di amministrazione dovrà pronunciarsi sul nuovo importo dell'aumento di capitale, dai 250 milioni ai 300. Non lo fanno a cuor leggero, e anche i Benetton, che quando c'è da prendere sono tutti contenti naturalmente, quando c'è da mettere un po' meno, capito? Anche se sono briciole rispetto a quello che guadagnano con le autostrade, gli autogrill, eccetera. Vediamoci anche in prima pagina sul Foglio
l'Andreas Version di Andrea Marcenaro, dopo 4, che ieri ha fatto un pezzo terribile, ha detto siamo andati alla manifestazione pro Israele organizzata dal Foglio l'altra sera e poi tornando abbiamo visto un po' di bambini palestinesi che giocavano e naturalmente li abbiamo massacrati. Dopo 4 telefonate di protesta, scrive oggi Marcenaro, mi scuso, scherzavo nel modo che più mi si confà, vale a dire nel più cinico e nel più stupido dei modi, però scherzavo. Non abbiamo picchiato nessun bambino palestinese dopo la veglia per Israele. Nemmeno io. Usai quell'immagine nel vano tentativo di fare lo gne agli imbecilli permanenti, che chi sta in Israele gode a uccidere bambini palestinesi e chi parteggia per Israele deve minimo menarne qualcuno a casa sua, per coerenza morale. È che noi si faceva parte, ma a questo punto mi allargo, della sottocategoria dei convinti che fosse necessario resistere. Vedi mai che servisse per il domani. Invece no, i bimbi sono sacri sempre, oppure sono ebrei, nel qual caso vanno sbranati, insegna Hamas, insieme a mamma e papà, e poi stop se il nonno ha culo. Così Andrea Marcenaro in prima pagina sul Foglio. Dal Foglio però passiamo ad Avvenire, la prima pagina del quotidiano di ispirazione cattolica, della CEI in sostanza, della Conferenza Episcopale, apre sui conti, triplo allarme, Renzi, Padoan e Istat che ammettono la crescita è lenta. Ora noi dovremmo perfino prendere come notizia da prima pagina il fatto che Renzi dice che la crescita è lenta dopo che l'abbiamo letto per anni. E negli ultimi mesi, se vogliamo limitarci agli ultimi tempi. L'altro articolo di primo piano su Avvenire è l'editoriale firmato da Leonardo Becchetti, Fermare gli avvoltoi, il default argentino, cause e rimedi. Ma a centropagina si sforza di dare una notizia positiva a Avvenire sul califfato dell'Iraq. Nasce la resistenza anticaliffato, la distruzione di siti religiosi a Mosul, l'oppressione dell'ISIS, il regime islamico califfista, ha provocato la reazione della popolazione che ha cominciato ad organizzarsi in gruppi armati. Lo affermano testimonianze giunte dalla seconda città di Iraq, che da giugno, Mosul, è nelle mani dei jihadisti che hanno costretto i cristiani a fuggire. Per loro si mobilita l'Italia. Il ministro Mogherini ha annunciato una missione a Baghdad del vice Lapo Pistelli. A posto siamo. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità cerca medici per l'Africa, virus Ebola, 729 le vittime. Da segnalare ancora a pagina 6 di Avvenire l'articolo a fondo pagina di Diego Motta sull'ultima preda degli avvoltoi della finanza, perché l'Argentina è un conto, ma ora c'è nel mirino anche la Grecia, oltre al Portogallo con il Banco Espiritu Santo, come abbiamo visto. Si muovono nel vuoto normativo e per questo gli avvoltoi vincono. Comprare titoli a sconto durante le fasi di ristrutturazione del debito per poi chiedere il rimborso dei titoli al valore nominale. È un modello già sperimentato con successo in Perù. Il piano spregiudicato che hanno in mente i fondi speculativi, raccontato da Diego Motta appunto a pagina 6 di Avvenire. Ma a questo punto passiamo anche ai settimanali, a partire dall'Espresso, che è in edicola stamattina, intanto con la vignetta di Altan. Noi ci sono 2 individui in costume da bagno, uno dice ma non le rimorde essere un evasore e quell'altro risponde non più, ho delocalizzato la coscienza. Mentre è giusto trattare con Putin, lo sostiene nella sua rubrica Piero Ignazzi, politologo, la politica del dialogo nei confronti del leader russo risponde all'interesse nazionale italiano e dell'Europa, ma il governo non ha il coraggio di rivendicarla perché pensa soltanto alle riforme istituzionali. Così dice Ignazzi, andando un po' contro al mainstream, alla corrente principale. Altrettanto fa Massimo Riva nella successiva rubrica Rottamiamo la flessibilità. L'uscita dalla crisi è ancora lontana e invece di pensare ad azioni innovative per far ripartire l'economia, a Bruxelles ci si attarda a discutere di conti pubblici. Finora questo ha impedito di vedere la realtà. Ma sull'Espresso di oggi c'è anche un colloquio di Paolo Biondani con un soggetto, un avvocato veronese, 56enne, Egidio Verzini, che ha frequentato Don Verzé, il giurista Trabucchi e via dicendo, ed era stato il difensore di Rubi Rubacuori
né la primavera 2011. 3 mesi dopo rinuncia alla difesa senza mai rivelare chi gliel'avesse affidata né per quale motivo l'abbia lasciata. E oggi parla all'Espresso: quanti milioni per Ruby? 5, 6, 7, risponde l'ex avvocato di Karima. Lei mi parlò di cifre molto ingenti incassate con un sistema per niente legale. Conosco tutta la vicenda della minorenne ad Arcore, considero quel patto illecito, dice l'avvocato, e ho deciso di rompere il segreto perché non accetto che il verdetto favorevole a Berlusconi venga usato per attaccare i pubblici ministeri di Milano. È nobile questo avvocato veronese. Mentre hanno sbancato Piacenza, racconta Roberto Di Caro, le vicende della fondazione bancaria di Piacenza e Vigevano, emanazione della loro cassa di risparmio, investimenti folli, perdite record, e la fondazione cittadina va in crisi, scatenando lotte di potere che arrivano fino alla curia. E sempre sull'Espresso, dalla pagina della cultura, c'è: per chi ama Vivaldi, occorre a quanto pare seguire anche il percorso artistico di Federico Maria Sardelli, flautista, direttore d'orchestra, fondatore dell'ensemble barocca Modo Antiquo. Da anni studia la musica di Vivaldi e ora scrive imitandone lo stile. Un talento beffardo, lo definisce l'Espresso. Per la pagina economica, cos'è che resta del Jobs Act? Si domanda l'Espresso. Le riforme del lavoro sono in stallo. E intanto apri la borsa, Angela. Dopo anni di export, anche l'industria tedesca rallenta. Crescono le pressioni perché il governo Merkel aumenti la spesa pubblica e faccia ripartire i consumi interni. Il discorso che facevamo anche col professor Bagnai l'altro giorno. Mentre c'è un altro articolo di Sandro Orlando sulla questione di Putin, che ha fatto tanto bene anche a molti piccoli e medi imprenditori. A lui dico grazie zar. Nell'era Putin il Made in Italy ha fatto affari d'oro in Russia, grazie al successo di aziende grandi e molte piccole, che ora si schierano contro le sanzioni volute da Stati Uniti ed Europa contro la Russia. Chiudiamo con l'articolo di Vittorio Malagutti, il mal d'Oriente delle banche, Ucraina in guerra, Bulgaria alle corde, più tasse in Ungheria sul settore bancario. Dopo anni di vacche grasse, Intesa San Paolo e Unicredit, che hanno fatto molto shopping nell'Europa dell'Est, ora rischiano. In Russia si temono nuove fughe di capitali, a Budapest il premier attacca le banche straniere. Ma va segnalato anche sul set del Corriere della Sera una lettera di una signora che Aldo Cazzullo mette nella sua rubrica Italia sì, Italia no. La signora è vissuta per parecchi anni in Francia, è tornata in Italia perché la figlia si è sposata qua con un fiorentino. E scrive così: gli italiani non pensano che a trarre maggior profitto da tutti quelli che, anche solo come turisti, si trovano in Italia. I turisti quindi tendono a tornare sempre meno in Italia dopo che sono stati fottuti. Io ho abitato in Bretagna, Francia, per quasi 30 anni, scrive la signora Maria Cristina. Per cui penso di poter esprimere un piccolo giudizio su come mi sono sentita male quando sono tornata in Italia dopo tanti anni. Ora risiedo a Firenze. Dopo un lungo viaggio, partita da Morlaix nel Finistère, sono arrivata a Pian di Melosa, Reggello, pochi chilometri da Firenze. Mi sono domandata se ero arrivata in un paese del terzo mondo o se ero tornata in Italia, quella che avevo lasciato tanti anni fa. Sporcizia e disorganizzazione al massimo. Stabilitami a Firenze, la mia opinione non è cambiata. Sporcizia, incuria, tracce di cani ovunque, bidoni della spazzatura traboccanti schifezze, mobili e materassi vicini ai cassettoni. Vivo a Campo di Marte, considerato buon quartiere, vedo strade con buche enormi, marciapiedi malconci, dove si rischia di cadere ogni 3 passi, monumenti in degrado, la movida, postulanti e accattoni che non ti lasciano nemmeno bere il caffè in pace, medici specialisti, privati, reputati, dai quali mi sono recata per non attendere mesi un appuntamento alla SL, coi quali ho dovuto insistere per avere una fattura dopo aver versato per diverse visite 200 euro ogni volta. Ma non era la città magnifica di Renzi, Firenze? La mutua serve, a parte la sanità che è un altro discorso, ma è la descrizione della città fatta prima, tanto è arrivato Super Nardella, mette a posto lui quello che non è riuscito a fare il meraviglioso attualmente premier. La mutua serve a poco, scrive la signora Maria Cristina. Per la mia patologia, in Francia, avevo cure gratuite. In Italia la mutua mi passa 10 terapie per la schiena all'anno, quando il minimo per non bloccarmi è 1 alla settimana.
Quindi il resto lo devo pagare io, recuperando pochissimo con le tasse l'anno dopo. Mia figlia ha partorito in ospedale, l'ho trovata in uno stanzone con 6 persone, lettini divisi da una tenda, gabinetti solo 2 nel corridoio. Ho scoperto che i ricoverati si dovevano portare piatti, tazze, bicchieri, posate, asciugamani e si dovevano lavare i piatti dopo aver mangiato. Ho pensato che i medici devono essere degli eroi per lavorare col sorriso sulle labbra. Le garantisco, scrive la signora Maria Cristina, che tutto quello che le ho detto, ed è solo una parte di ciò che ho visto e subito, mi ha sconvolta e mi ha fatto rimpiangere di essere tornata in un paese, l'Italia, tanto incivile. Potrei elencarle una serie di pratiche che ho fatto quando mi sono stabilita in Francia e che ho dovuto fare qui per cambiare residenza. Potrei dirle per ognuna quanta difficoltà, fatica, file ho dovuto fare per ottenere qualcosa che in Francia ho fatto in condizioni veloci e semplici. Conclusione, trovo molto stressante, scrive la signora Maria Cristina, vivere in quello che io considero il mio paese. Mi sento come se avessero violentato la mia Italia. Mi domando, cos'è successo? Forse in Italia era così anche prima. Ma io non me ne ero accorta perché abituata ai peggioramenti anno dopo anno. Eppure gli italiani sono persone mentalmente più agili dei francesi, a volte anche più sensibili. Ma cos'è successo? Si domanda la signora. Se avessi potuto, sarei scappata dopo un anno. Così una signora, Maria Cristina, a Aldo Cazzullo. Da segnalare, poi sforiamo un attimo, abbiamo già sforato, quindi più o meno, comunque c'è un magnifico, ma veramente bello, perché le fotografie sono stupende, i paesaggi meravigliosi, un bellissimo servizio di Enrica Roddolo, le foto di Stéphane Gladiot, dalle isole Ebridi, un posto da regina, viaggio nell'arcipelago scozzese, per anni preferito dalla regina Elisabetta, per vedere dove nasce il ruvido Harris Tweed, scoprire un insediamento preistorico che sembra Stonehenge e assaporare il sontuoso salmone affumicato, oltre che dell'ottimo whisky. Foto meravigliose, luoghi stupendi. Dobbiamo anche citare, però, per par condicio, il venerdì di Repubblica. Qui c'è un racconto veramente terrificante, aspettando la morte in una cella del regime iraniano. Sono 370 le esecuzioni capitali dichiarate a Teheran. I dati ufficiosi parlano però di numeri molto più grandi. La vicenda di 2 giovani, il nuovo corso riformista, non ha inciso su questa barbarie. E ancora su il venerdì di Repubblica, un servizio di Riccardo Staglianò sulla trincea di Castel Volturno, viaggio nell'ultima puntata di una guerra tra poveri, dove più che il razzismo regnano esasperazione e ignoranza, incontro con bianchi e neri in lotta per la sopravvivenza, con una foto anche qui terrificante, altro che il terzo mondo della signora che scrive ad Aldo Cazzullo sul 7 del Corriere. Una via della frazione di Pesco Pagano dopo gli scontri tra africani e italiani, dopo che un italiano aveva sparato alle gambe di 2 immigrati. Con ciò ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto, buona mattinata. Oggi parliamo di casi giudiziari anche con Vittorio Feltri alle ore 11. La Onda Libera inizia come al solito alle 10:40 e con l'avvocato Schembri. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent potrai passare in breve tempo dalla dentiera alla protesi fissa. Negli ambulatori Pentadent troverai esperienza pluriennale ai massimi livelli, costi accessibili con possibilità di finanziamenti agevolati, sedi distribuite nel territorio per facilitare i controlli periodici. E per i residenti in Lombardia possibilità di usufruire del contributo